Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, prima edizione del nostro audio video giornale con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Sono riprese questa mattina le ricerche di Franco Molaro, 47 anni, l'uomo che si era allontanato sabato sera dalla sua abitazione ubicata a Coderno, nel comune di Sedegliano, al volante della propria auto. La stessa macchina era stata ritrovata poi il giorno seguente vicino al ponte che attraversa il canale Ledra. La famiglia segue con apprensione le ricerche e lancia un appello. Se qualcuno, le parole dei fratelli, dovesse avere notizie di Franco, è pregato di contattare il 112. Chiaramente, come detto, in corso le ricerche, scandagliando nuovamente anche i fondali del canale Ledra. Cambiamo argomento. Un numeroso gruppo di migranti, una ventina, fanno sapere le forze dell'ordine, segnalato alle 6 di questa mattina a piedi in fila indiana lungo la strada regionale 353 da Pozzuolo del Friuli in direzione Udine. Il gruppetto è stato rintracciato nei pressi del sottopasso della ferrovia in via Lumignacco Udine, come documenta la telefoto. Altri 50 rintracci a Castions di Strada. Per tutti triage sanitario e successiva quarantena obbligatoria. Chiaramente non è stato detto se tra loro ci sono minori non accompagnati. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di anno accademico per quanto riguarda le belle arti, il servizio. Assessore Zilli oggi inaugura l'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, un'istituzione che è già un punto di riferimento. Direi un'eccellenza per questo territorio, perché oltre a stimolare le capacità dei nostri futuri artisti ha saputo stare al passo con i tempi, anche con un'impronta che è molto moderna, con le collaborazioni che l'Accademia ha saputo intessere in questi anni con le realtà produttive e del design, e non soltanto della nostra regione ma anche con spirito internazionale. E ora ci trasferiamo nelle valli del Natisone, presenza ieri del presidente Fedriga, il servizio. I sindaci delle valli del Natisone, in prima battuta per il ponte di San Quirino, ma poi sono stati sviluppati altri temi importanti. Sì, non soltanto il ponte, che ovviamente è un'opera di viabilità importante per tutte le valli del Natisone, non soltanto per San Pietro al Natisone, ma un'opera che può oltretutto valorizzare un percorso unico, penso a livello nazionale, come bellezza e come capacità di attrattività turistica. Dall'altro un confronto con il territorio per vedere quali sono le criticità, quali sono le opportunità di valli che per tanti anni sono state dimenticate, ma io penso possano essere un valore aggiunto a livello regionale. Quindi su questo ci siamo impegnati insieme ai sindaci a vedere punto per punto quadro della situazione, capire dove poter intervenire, dalle necessità di viabilità sicuramente, ma anche di opportunità per quanto riguarda i servizi da erogare in questo territorio, oppure per quanto riguarda ovviamente tutta la parte istruzione, che è un altro passaggio fondamentale per tenere vivo un territorio. Su questo l'alleanza regione e territori penso potrà raggiungere effetti importanti, risultati importanti, perché Regione Friuli Venezia Giulia vuole operare in tal senso, cioè essere al fianco dei comuni rispetto alle necessità. Governatore, in particolare anche il tema del turismo, soprattutto in questi valli dove la bellezza naturale è un'attrattiva importante. In questi anni, soprattutto a seguito della pandemia, il turismo slow è una delle grandi capacità attrattive di un territorio. Penso che le valli del Natisone possano rappresentare un punto importante di valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia, un territorio non sfruttato fortunatamente, che non è stato negli anni passati devastato dal turismo di massa come è successo in altre aree del paese, che quindi può oggi trovare una nuova luce, una nuova prospettiva in vista appunto delle nuove esigenze del turista. Turisti che vengono dall'estero, che già quest'anno hanno visto una grande crescita in termini di numeri. Pensiamo a tutto il cicloturismo che sta avendo una crescita importantissima a livello internazionale, e le valli del Natisone penso che possono essere uno dei percorsi più belli che possiamo offrire a queste persone che vogliono scoprire Friuli Venezia Giulia e vogliono scoprire le nostre bellezze.
Bene, con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Buon proseguimento di giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.